In Italia c'è sempre meno voglia di fare azienda. Sentiamo cosa ne pensa il presidente Mario Pozza di Assocamera Estero. Ed ancora, la denatalità che incide sulle aziende e il reperimento del personale, ecco come il presidente di Assocamera Estero pensa di risolverla. Benvenuti dall'avvocato Luca Favini a Veneto 24, con noi Mario Pozza, presidente di Assocamere Estero. Buonasera presidente. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Presidente Pozza, dalle sue dichiarazioni, Treviso e Belluno c'è un calo evidente del numero delle imprese. Cosa sta succedendo nel nord-est e in Veneto? Sì, c'è un calo evidente un po' in tutta Italia. Il Veneto non può essere fuori da questo calo di imprese, nonostante abbiamo numeri importanti, perché in Veneto ci sono circa 500.000 imprese, quindi è un numero consistente. Però purtroppo iniziamo a sentire le conseguenze del calo demografico, del poca voglia di fare impresa, e questo va a incidere della concorrenza di nuovi soggetti economici nel territorio. L'e-commerce è un esempio, basta vedere quanti negozi stanno chiudendo o hanno chiuso, e questo purtroppo sta sempre di più affliggendo l'economia nazionale, l'economia locale, e sta preoccupando l'intero sistema produttivo nazionale, sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista manifatturiero. Stiamo perdendo consistenza nel valore aggiunto, che è quello italiano, di avere una capillarità di piccole imprese, di medie imprese, che sono la forza del nostro sistema economico. Quindi anche tutte le nostre eccellenze, ahimè. Sì, perché queste imprese che chiudono, tante chiudono perché non hanno il passaggio generazionale. I figli magari sono stati indirizzati in altre scelte, vuoi perché c'era la cultura di avere il figlio avvocato, notaio, medico e quant'altro, e c'è stata poca valorizzazione del lavoro manuale, che, guardate, non vuole dire non conoscere, non avere un'istruzione, assolutamente no, perché al giorno d'oggi quelli che aprono un'attività in linea di massima hanno tutto un diploma di scuola media superiore. È che è stato demonizzato perché non era all'altezza delle aspettative delle famiglie. Vedere il figlio sporco d'olio in un'officina non era bello, però se tu adesso vai in un'officina, se non sei preparato, sei vestito in camice bianco, perché se non conosci questi nuovi sistemi informatici come il telefonino, come adoperarlo, la macchina non la ripari. Quindi lo stereotipo dell'autoriparatore sporco d'olio non c'è più, anzi la tecnologia sta andando sempre di più su scelte e professionalità che devono essere mirate da una parte, e dall'altra, come dicevo, il calo demografico. Questa carenza di figli porta anche inevitabilmente al mercato dell'impresa, tra virgolette, in tutti i suoi aspetti e in tutti i settori. Si salva un pochino il settore dell'agricoltura. Presidente Pozza, internazionalizzazione, un accordo tra la Conferenza Regioni e Assocamera Estero per, un'attrazione degli investimenti esteri verso il nostro paese. Il nord-est è ancora attrattivo per il resto del mondo, visto anche le dimensioni delle nostre aziende? Sì, abbiamo fatto questa convenzione proprio con la Conferenza Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, perché le regioni sono più vicine al territorio, più vicine alle imprese. Le regioni hanno tante competenze e quindi è strategica questa convenzione. Il nord-est è molto attrattivo perché, a differenza di altre regioni, nel nord-est non manca niente del sistema produttivo nazionale e mondiale. Potremmo definirci gli artigiani del mondo in qualsiasi settore. Dal turismo al manifatturiero all'agricoltura, guardate, veramente noi abbiamo di tutto e di più, e ne parlo per esperienza perché in questo mio ruolo giro le camere di commercio italiane nel mondo. Sono appena rientrato da una missione in Sud America e c'è tanta voglia di Made in Italy, c'è tanta voglia di prodotto italiano, e davanti avremo delle praterie per quanto riguarda
le esportazioni, il commercio e altro. Per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti, abbiamo tante imprese che sono eccellenze mondiali e che sono appetibili al mercato, e proprio il governo ha incaricato anche il sistema camerale italiano all'estero, che ricordo sono 86 camere in 63 paesi, copriamo tutto il globo, copriamo tutti i continenti, con una forte presenza ovviamente in Europa, però in America, in tutte e due le Americhe, e quelle delle ultime generazioni, che sono l'Asia ovviamente, l'Africa del Nord, anche l'Africa del Sud, con il Sudafrica, l'ultima camera l'abbiamo aperta a Maputo in Mozambico, e l'Australia. Quindi possiamo dare una copertura a chi vuole investire in Italia, anzi diamo una copertura di informazioni, di relazioni che nessun altro può dare, perché il sistema camerale ha nella sua pancia tutti i dati dell'economia nazionale, e quindi le camere di commercio italiane all'estero, dove sono governate da imprenditori o da manager che vivono in quei paesi, oriundi italiani oppure italiani che sono appena andati lì, quindi vivono lì con la famiglia eccetera, quindi hanno tantissime relazioni e hanno l'opportunità di far conoscere il sistema paese a investitori che vorrebbero investire nel nostro paese. C'è però un gap, che è quello della burocrazia italiana, e quello bisogna superarlo, perché altrimenti quando tu inizi a entrare nei meandri della burocrazia fai fatica a uscirne. E quindi le camere di commercio con la loro rete possono addirittura dare tutte quelle informazioni e aprire le pratiche avvalendosi delle camere di commercio italiane per le aziende o gli imprenditori che vogliono investire nel nord-est o in Italia. Presidente Pozza, una battuta. Lei ha dichiarato che dobbiamo promuovere il turismo italiano, e fin qua ci siamo, e abbiamo anche bisogno di nuovi italiani. Ora, lei è un po' più avanti di me perché figli ne ha, ma non è che dobbiamo farli noi di figli invece di affidarci agli altri. Lei mi parla giustamente di capacità degli italiani di distinguersi all'estero con le imprese, e quindi c'è tanta voglia di italianità. Non è che facciamo qualcosa noi, questo è il concetto. Ma nella mia generazione si diceva che non c'era la televisione, quindi c'erano tanti figli. Non so se adesso dovremmo spegnere tutti gli strumenti, no? Che i nostri ragazzi hanno per invitarli di più a far figli, o dedicare più tempo all'amore e dopo a quello che l'amore produce, che è un figlio, no? Purtroppo direi che è un dramma, perché rischiamo nel 2040 siamo lontani dal risultato. Sì. Nel 2040 rischia di sparire, i dati che abbiamo presentato poco tempo fa come sistema camerale, una città come Thiene, ed vuol dire mancanza di cosa? Di manodopera, va bene, ma mancanza di investimenti, mancanza di tutto, e questo andrà a influire nel PIL nazionale. Bisogna aprire le porte, tra virgolette, alle nuovi italiani, preparandoli, e qui la rete delle camere italiane all'estero può dare una mano su questo. Ne stiamo già parlando al Ministero per questa operazione, perché bisogna che si compensi la denatalità nostra con altri italiani. Guardi, proprio ieri ero in Camera di Commercio a Belluno e due ragazzi si avvicinano alla Camera, guardano il campanello e dico: cercate qualcosa? Sì, dobbiamo entrare in Camera perché vogliamo aprire una partita IVA. Ah, dico, bene, ma non erano italiani. E dico: ma voi non siete italiani? No, siamo albanesi, però viviamo qui a Belluno da tanti anni e siamo degli operatori nel settore dell'edilizia e vorremmo partire con un'impresa. Ecco, fortunatamente c'è questa gente, perché gli ultimi, direi muratori, quelli legati all'edilizia, sono quelli della mia generazione con i capelli bianchi. Italiani non ce ne sono più, e noi abbiamo un patrimonio culturale, artistico, eccetera, formidabile, e queste conoscenze nostre dobbiamo passare agli altri, altrimenti. E il turismo c'entra molto su questo, sulla nostra denatalità, perché tu dai professionalità, dai competenze, e quindi lo stile di vita italiano piace in giro per il mondo, no? Quanti non vorrebbero vestirsi come noi, mangiare come noi e vivere nel bel paese come vivono gli italiani?
Non a caso siamo il paese più copiato, l'Italian Sounding, dall'alimentare ai vestiti, solo per citare, ma non solo, ma anche le macchine italiane. Ecco, questi valori qui, questa nostra storia, questa nostra cultura ha fatto sì che il nostro paese sia la 7ª potenza mondiale, e non avendo materie prime, avendo una tassazione, una burocrazia che è ai vertici mondiali. È vero, la materia prima siamo noi, ma stiamo rischiando di perderla. Esattamente. Fate figli perché ne abbiamo bisogno, e il nostro paese è ricco di storia e ricco di opportunità. Dopo abbiamo anche noi qualche colpa, dobbiamo far conoscere di più ai nostri giovani le opportunità che il sistema paese ha. Per dire, noi abbiamo un'azienda alle porte di Padova, che è quell'azienda che ha salvato a qualche grattacielo pochi giorni fa in Asia, dove c'è stato quel terremoto, grazie al bilanciatore che lei ha creato e ha costruito, che l'ha portato un'eccellenza mondiale, e quanti la conoscono questa eccellenza? Pochissimi. Presidente Mario Pozza, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno ancora nuove occasioni. Grazie a voi, e senz'altro quando volete io sono sempre a disposizione. Un saluto anche agli amici a casa, alla prossima intervista.